L'ULSS 2 della Marca apre un nuovo pronto soccorso all'ospedale Giovanni XXIII di Monastier. La carenza di medici specialisti in emergenza, il massiccio afflusso di codici bianchi hanno fatto esplodere negli ultimi mesi le criticità del pronto soccorso del Cafoncello, con lunghissime attese e disagi per i pazienti. La soluzione individuata è quella di creare un nuovo pronto soccorso a Monastier. Avremo la fortuna, sempre grazie alla Regione, di attivare dal 1 gennaio 2020 un pronto soccorso H24 Giovanni XXIII per gestire i codici bianchi e verdi dell'area tra Monastier, Roncade eccetera. Questo aiuterà anche il nostro pronto soccorso ad avere meno affluenza e quindi anche i nostri collaboratori potranno respirare un po'. A dirigere il pronto soccorso di Treviso dal 1 ottobre sarà temporaneamente il primario dei pronto soccorso di Conegliano e Vittorio Veneto, Enrico Bernardi. La rivoluzione annunciata dal direttore generale nel corso della presentazione del nuovo direttore sanitario dell'azienda, Livio Dalla Barba, già direttore del presidio ospedaliero Dolo Mirano. 2 le priorità assegnateli: pronto soccorso e liste d'attesa. Fondamentale, ha detto il dottor Dalla Barba, l'interazione tra tutti i medici che prescrivono esami e visite. I medici di famiglia, i medici ospedalieri, i medici specialisti ambulatoriali interni. Si deve creare un'alleanza fra tutte queste figure professionali e l'utente, in modo tale che il percorso assistenziale sia gestito fin dal primo momento per poter dare l'obiettivo di salute all'utente, al cittadino. Sempre sul fronte liste d'attesa è prevista, ha sottolineato Benazzi, un'implementazione delle prestazioni, potenziando l'attività con gli accreditati e la libera professione ed incrementando le ore aggiuntive degli specialisti interni all'ULSS.